Ciao a tutti dalla Casa delle Farfalle di Bordano. Oggi abbiamo come ospite la dottoressa Silvia Battistella dell'Università di Trieste, ricercatrice di zoologia, che oggi ci racconterà un esperimento, uno studio che abbiamo insieme condotto proprio qui all'interno delle nostre serre. Buongiorno, mi presento, sono ricercatrice all'Università di Trieste, in particolare presso il Dipartimento di Scienze della Vita, e dove tengo dei corsi al corso di laurea di Scienze e Tecnologia per l'ambiente e la natura, le vecchie scienze naturali di una volta. Però più o meno le cose che si facevano allora si fanno anche adesso, ma questo nuovo corso di laurea è arricchito anche da attività pratica, da dei tirocini che possono essere fatti presso l'università, ma anche presso degli enti esterni come la Casa delle Farfalle o un museo o parchi e riserve della regione Friuli Venezia Giulia. E la Casa delle Farfalle ha proposto un tirocinio che era rivolto non solo a fare attività all'interno delle serre che qui sono ben rappresentate per i 3 continenti, l'Asia, l'Africa e il Sud America, ma anche quindi anche con attività di supporto all'attività della Casa delle Farfalle, ma anche uno studio sul comportamento delle farfalle in determinati periodi della loro vita. Parliamo di uno degli ultimi studi che abbiamo fatto insieme, che riguarda un comportamento particolare delle farfalle che si chiama paddling. Alcuni esemplari di farfalle a volte si trovano ai bordi delle pozzanghere a succhiare il liquido, appunto il fango. All'inizio non si sapeva quale potesse essere il motivo, anche perché poi si osservò che erano quasi esclusivamente maschi. Quindi in zone tropicali di foreste pluviali si osservavano anche centinaia di individui di specie diverse, tutte intente a suggere qualcosa su questo fango ai bordi dei fiumi o appunto ai bordi delle pozzanghere. Noi in questi anni abbiamo osservato che anche qua nelle serre ogni tanto vedevamo qualche maschio sui vialetti intento a suggere qualcosa. Allora ci siamo informati e abbiamo quindi deciso con l'Università di Trieste di fare uno studio per descrivere questo tipo di comportamento, e adesso raccontiamo un po' qualche dettaglio di questo studio, uno studio fatto in occasione di una tesi di laurea. Roberta Pascolo, che è ormai laureata in Scienze e Tecnologie per l'ambiente e la natura, che ha dedicato 2 mesi presso la Casa delle Farfalle di Bordano, sperimentando all'interno della serra asiatica, quindi in un ambiente controllato, l'attività di paddling che fanno i maschi delle farfalle per raccogliere questi nutrienti da offrire poi alle femmine assieme alle spermoteche come dono nuziale. In particolare sono state disposte in questa serra 3 contenitori con sostanze diverse, in una in particolare era stato messo il sodio, in un altro l'albumina e in un terzo contenitore lo sterco di cavallo, in modo da avere delle sostanze differenti e capire quali sono le sostanze che più attirano questi maschi. Il paddling era già stato studiato in natura, ma la serra offre un'opportunità che in natura non hai. Per esempio, conoscere l'età degli esemplari che osservi durante il comportamento di paddling. È stata posizionata una telecamera che ha ripreso l'attività di paddling per quasi un mese, per 8 ore al giorno, e per un totale di 7.444 minuti di ripresa. Sono state anche misurate la temperatura e l'umidità della serra nel momento delle riprese del paddling. Sono stati contatti 267 individui, di cui solo 6 femmine, tutti gli altri maschi. Si è visto anche che nella serra asiatica, al momento dell'esperimento, ospitavamo 18 specie diverse, di cui solamente 7 poi hanno praticato questo paddling. Si è visto in natura che
di solito sono le specie che mangiano nettare e non quelle che si nutrono di frutta, che dedicano poi il tempo al paddling. Probabilmente perché la frutta in decomposizione, di cui si nutrono circa il 50% delle specie diurne delle foreste pluviali, sono già ricchi di azoto, mentre il nettare dei fiori no. Quindi era da aspettarselo che le specie nettarivore fossero quelle più rappresentate. Per attirare i maschi delle farfalle su queste pozzanghere che facevano parte appunto dell'esperimento, abbiamo utilizzato degli zimbelli, cioè delle finte farfalle, perché si è visto che in natura i maschi che volano alla ricerca di pozzanghere vengono attirati da altre farfalle, colgono come suggerimento il fatto di vedere altre farfalle al suolo che stanno a loro volta suggendo. In effetti questo mi è venuto in mente perché ricordo che quando tanti anni fa ero in Amazzonia osservai dei paddling appunto di farfalle sulla riva del fiume e vedevo che le farfalle erano attirate maggiormente quando ce n'erano già tante altre di farfalle al suolo a succhiare. Quindi avevo dedotto che per un maschio di farfalla vedere altri maschi al suolo fosse un suggerimento, e in effetti feci un esperimento, misi delle ali di farfalle su una roccia sulla riva di un fiume, ci aggiunsi una sostanza ricca di azoto, non chiedetemi come e quale, e poi dopo pochi minuti in effetti osservai decine di maschi che erano stati attratti appunto da queste ali che avevo posizionato io. Per questo appunto abbiamo utilizzato anche noi questi zimbelli che in effetti hanno funzionato. Quali sono stati alla fine i risultati di questo studio? Beh, si è osservato che il maggior numero di maschi hanno preferito l'albumina agli altri nutrienti che erano stati messi nei contenitori. Si è visto che i maschi giovani preferiscono fare paddling a temperature più elevate, e si è visto inoltre che la temperatura media preferita per fare paddling è dai 29 ai 32 gradi. Per noi sono informazioni anche molto interessanti, perché qui all'interno delle serre utilizzeremo questi risultati per nutrire meglio le nostre farfalle, perché appunto l'intenzione di creare queste pozzanghere per fornire poi queste sostanze che abbiamo visto hanno dimostrato aumentano sia la fertilità ma anche probabilmente la durata della vita e insomma il vigore dei singoli esemplari, sia maschi e sia femmine. Altra cosa che riteniamo utile è appunto realizzare degli exhibit per far osservare, far vedere ai nostri visitatori questo comportamento di paddling, per spiegare appunto anche questa interessante strategia. Ringraziamo quindi l'Università di Trieste, Silvia Battistella, per anche l'opportunità di poter fare lavori, studi, ricerche come queste, anzi ci auspichiamo in futuro di riuscire a sviluppare altri progetti. Salutiamo anche e ringraziamo la dottoressa Roberta Pascolo, che di fatto è stata la tesista che poi ha lavorato proprio su questo progetto, anche per insomma, il suo entusiasmo. E vorrei ringraziare anche la dottoressa Manuela Rossi, che è la responsabile del nostro settore di ricerca, che ha reso possibile tutto questo, e in questo momento è proprio dietro la telecamera, perché il nostro cameraman è in ferie. Quindi ciao dalla Casa delle Farfalle e ci vediamo la prossima volta.